Il rischio che questi beni qua finiscono nella massa attiva della curatela fallimentare, ergo non solo dalla padella alle braccia, ma ancora di peggio, nel senso che oltre ad avere diciamo, un valore molto minore rispetto a quello che pensavano di aver investito, non si trovano neanche più i beni in mano, perché finiscono nelle mani della curatela. Nei giorni scorsi c'era stato un confronto con le banche per arrivare ad un accordo bonario sui risarcimenti in merito ai diamanti acquistati. Ci sono novità da questo punto di vista? Stiamo portando avanti diciamo, un discorso che non dico sia in discesa, ma posso già affermare che incominciamo a vedere la luce fuori in fondo al tunnel. A partire dal 18 di questo mese qui incominceremo ad affrontare caso per caso, persona per persona, le offerte che ci sono state date e quindi potrebbero avere un ristoro immediato in termini economici, cioè liquidità da parte della banca, al di là di quelli che possono essere i valori legati diciamo, alle pietre. Oltre 300 ad oggi i casi che sono affrontati da parte dei vostri uffici, che storie ci sono dietro? Di tutto di più. La situazione sono parecchie persone, specialmente le persone anziane, che hanno investito beni credendo di fare cose gradite ai propri nipoti, però ci sono anche persone che hanno investito le proprie liquidazioni dentro e quindi si trovano nella situazione in cui non hanno neanche la liquidità. Ho dei casi allucinanti del tipo di persone che vanno in banca, hanno bisogno di liquidità per pagare la dentiera e vanno in banca a chiedere soldi e gli chiedono di mettere queste pietre qui a garanzia, quindi le beffe proprio, devono mettere a garanzia queste pietre, pagano gli interessi per avere il beneficio di acquisire e di acquistare dei beni tipo di prima necessità, quindi è una cosa veramente che fa pena.